Una nuova manovra di retroscena ha iniziato a prendere forza nelle ultime ore e ha messo il mercato offensivo del Napoli in stato di massima attenzione. Non è il tipo di notizia che esplode all'improvviso, ma quella che si insinua poco alla volta, portando con sé dubbi, confronti e decisioni difficili. Brian Zaragoza, esterno di proprietà del Bayern Monaco e attualmente in prestito al Celta Vigo, è stato ufficialmente proposto alla dirigenza napoletana, più precisamente a Giovanni Manna. Tuttavia, lo scenario è tutt'altro che semplice. La Roma si è inserita con forza nella trattativa e, in questo momento, secondo valutazioni interne, sembra avere un leggero vantaggio nella corsa al giocatore. Torniamo con un nuovo aggiornamento strategico, di quelli che aiutano a capire cosa c'è davvero in gioco dietro i titoli. Prima di proseguire, lascia un like e iscriviti al canale, perché il tema di oggi riguarda numeri, stile di gioco, concorrenza diretta e una decisione che può influenzare il disegno offensivo del Napoli già in questa stagione. Napoli e Roma condividono un problema simile. Entrambe hanno bisogno di esterni offensivi capaci di dare profondità, velocità e imprevedibilità all'attacco. Non a caso, il nome di Brian Zaragoza è finito sul tavolo di entrambi i club praticamente nello stesso momento. Secondo quanto riportato da areanapoli.it, l'entourage del giocatore, di proprietà del Bayern Monaco, ha raccomandato l'atleta direttamente a Giovanni Manna negli ultimi giorni. L'offerta esiste, il profilo piace dal punto di vista tecnico, ma i numeri economici pesano, e non poco. Zaragoza, nato nel 2001, percepisce attualmente circa 2 milioni di euro netti a stagione, oltre a circa 500.000 euro di bonus. Una cifra sensibilmente più alta rispetto ad altre opzioni valutate dal Napoli in questa fase. Per fare un confronto, Alisson Santos, di proprietà dello Sporting, ha un ingaggio nettamente inferiore, mentre Kamaldeen Sulemana, dell'Atalanta, si aggira intorno a 1,6 milioni di euro più 400.000 di bonus. Questo dettaglio non è affatto secondario. Incide direttamente sull'equilibrio salariale della rosa e sui margini di manovra del club. Inoltre, il Celta Vigo, dove Brian è in prestito, vive una situazione finanziaria delicata e considera il giocatore un peso rilevante a bilancio. Il club spagnolo cerca una soluzione affinché un'altra squadra si faccia carico del contratto già in estate, soprattutto perché il prestito include un'opzione di riscatto che può diventare obbligatoria. Circa 13,5 milioni di euro. Qualora il giocatore raggiunga il 70% di presenze nelle partite di Liga. Dal punto di vista tecnico, Brian Zaragoza è un giocatore rapido, esplosivo e talentuoso, capace di creare assist e superiorità nell'1 contro 1. Tuttavia, la sua bassa statura, appena 1,64 m, solleva dubbi sulla sua adattabilità allo stile di gioco di Antonio Conte, noto per richiedere intensità fisica, duelli costanti e una disciplina tattica molto rigida. Sebbene la Serie A lo affascini e rappresenti un passo importante nella sua carriera, non ci sono garanzie che il Napoli riesca a chiudere l'operazione. La finestra di mercato si chiude lunedì, e un accordo che coinvolga Bayern e Celta Vigo dovrebbe essere costruito già nel fine settimana, oltre alla necessità per il club spagnolo di ingaggiare un sostituto immediato. Nel frattempo, l'AS Roma resta saldamente sullo sfondo, lavorando in silenzio per posizionarsi meglio nella trattativa. Dal lato napoletano, la dirigenza appare divisa tra soluzioni più sostenibili dal punto di vista finanziario. Kamaldeen Sulemana rimane un'opzione concreta, con un'offerta intorno ai 3 milioni di euro più opzione di riscatto, mentre Alisson Santos continua a essere un profilo forte, con cifre che potrebbero arrivare a 15 milioni di euro in caso di acquisto definitivo, includendo percentuali per i club formatori. Dopo la sfida contro la Fiorentina, l'aspettativa interna è che Giovanni Manna prenda una decisione definitiva e stabilisca quale profilo verrà prioritizzato. Ora la parola passa a te, tifoso del Napoli. Brian Zaragoza sarebbe il rinforzo giusto per il club o l'ingaggio e il profilo fisico rendono il rischio troppo elevato? Preferisci una scommessa più accessibile come Alisson o una soluzione intermedia come Sulemana? Lascia la tua opinione nei commenti. Partecipa al dibattito e dimmi quale decisione prenderesti se fossi al posto della dirigenza. E se vuoi sostenere ancora di più il canale e permetterci di continuare a offrire analisi approfondite e aggiornamenti quotidiani, considera l'invio di un Super Thanks.
La tua partecipazione fa davvero la differenza.